Buongiorno a tutti, mi è stato chiesto un breve contributo per analizzare da un punto di vista giuridico ma anche filosofico quello che sta accadendo da quasi 2 anni di emergenza sanitaria di rilievo nazionale. Allora, io devo dire che da giurista, da costituzionalista, insieme ad altri colleghi, non molti, ma delle voci critiche in questo paese ancora ci sono, abbiamo constatato come prima in maniera carsica e oggi in maniera purtroppo sempre più evidente lo Stato di diritto, il Rechtsstaat, no? Come viene chiamato utilizzando una terminologia tedesca, sta subendo una profonda trasformazione, attenzione, senza che venga toccata la Costituzione formale, cioè il documento storico-politico in vigore dal 1° gennaio del 1948. Cioè, da una parte noi abbiamo che il testo scritto continua a essere vigente, pur avendo subito dei cambiamenti, delle modifiche nel corso del tempo. Dall'altra parte, invece, la Costituzione materiale o sostanziale, per utilizzare un'espressione cara al grande giurista Costantino Mortati, sta assumendo le caratteristiche del testo costituzionale dell'emergenza, che di fatto è una nuova Costituzione, grazie al silenzio delle forze politiche che in questo preciso frangente storico detengono ed esercitano il potere politico. E in cosa consiste questo cambiamento? Consiste nel mutamento, nel cambiamento di prospettiva che è proprio del costituzionalismo, che nasce nel Seicento come dottrina politico-filosofica per limitare il potere, cioè per evitare che il potere diventi pericoloso, diventi brutale, diventi autoritario. Quello che sta accadendo dimostra il fallimento del costituzionalismo. Il costituzionalismo punta a riconoscere le libertà dallo Stato. L'emergenza sanitaria ci ha dimostrato invece che le libertà sono nello Stato. È il potere politico che stabilisce come, quando e perché e a quali condizioni siamo liberi, che rende cioè effettive le libertà, ma anche i doveri costituzionali. Pensiamo al lavoro, che non è solo un diritto, ma è anche un dovere. Cioè stiamo passando dalle libertà appunto riconosciute alle libertà condizionate, alle libertà autorizzate, che costituiscono il punto di partenza per arrivare domani alle libertà premiali. Ma scusate, l'introduzione a partire dal decreto legge numero 52/2021 della cosiddetta certificazione verde cartaceo digitale Covid-19, quello che nel linguaggio giornalistico viene chiamato con il termine inglese Green Pass, non va, scusate, forse in questa direzione? Allora, qui non si tratta di negare l'emergenza né di negare la salute quale interesse della collettività e quale bene pubblico. Penso che sulla salute quale interesse della collettività, come dice l'articolo 32, comma primo della Costituzione, come bene pubblico siamo tutti d'accordo. Nessuno mette in discussione un valore così prezioso, così importante. Però attenzione, questo non può portare, perché altrimenti dobbiamo dare ragione a quel cambio di paradigma di cui parlavo prima. Questo non può portare a una esaltazione esagerata, parossistica della salute quale bene pubblico. La giurisprudenza costituzionale è sempre stata molto chiara. Qualora ci sia un interesse, un diritto che nella logica del bilanciamento prevale su altri, perché ha una sua priorità, ha una sua maggiore diffusività all'interno della collettività sociale, questo non può comportare una limitazione sproporzionata, non coerente, non irragionevole degli altri diritti e degli altri interessi. Cioè il bilanciamento, laddove c'è un interesse che prevale sugli altri, deve comunque assicurare sempre quello che la Corte Costituzionale nella sentenza numero 67 del 1990 chiama il contenuto essenziale degli altri diritti, cioè bisogna assicurare la minima operatività. Se tu mi imponi l'obbligo della certificazione verde per accedere al posto di lavoro e se non ottempero a questo obbligo vengo sospeso dal lavoro e mi viene esclusa anche la retribuzione e qualunque altro emolumento, tu non solo
davvero mi stai privando totalmente, in maniera radicale, di un diritto costituzionalmente tutelato. La retribuzione è prevista, è garantita dalla parte prima della Costituzione italiana, in particolare nella disposizione costituzionale di cui è l'articolo 36, ma fai venir meno la dignità della persona. La retribuzione non è collegata solo al rapporto di lavoro, ma serve a garantire a sé e ai propri cari un'esistenza dignitosa, libera, degna di questo nome e quindi come tale degna di essere vissuta in maniera compiuta e in maniera piena. Noi stiamo assistendo invece a un grande ricatto attraverso la certificazione verde. Adesso si sta spingendo verso il cosiddetto Green Pass rafforzato, quindi io ottengo la certificazione o quando sono in possesso di un documento attestante l'avvenuta guarigione, o se io procedo all'inoculazione di uno dei 4 vaccini a mRNA che sono stati messi in via provvisoria sul mercato comunitario. Allora, al di là del fatto che questo pone anche dei problemi di compatibilità con il regolamento dell'Unione Europea numero 953 del 2021, perché laddove l'ordinamento dell'Unione Europea, l'Italia è uno dei 27 Stati membri, prevede, contempla tutte le possibilità di certificazione verde, incluso il tampone molecolare o antigenico, nel momento in cui il legislatore lo esclude, questo può porre un problema di rispetto della normativa comunitaria. Ma al di là di questo, ed è un aspetto da non sottovalutare, su cui sarebbe interessante investire un giudice italiano affinché poi a sua volta effettui un rinvio pregiudiziale di interpretazione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma io credo che la questione della certificazione verde da una parte favorisce, no? È il grimaldello per garantire quel passaggio delle libertà riconosciute alle libertà autorizzate e alle libertà premiali. Dall'altra parte è un modo becero, vergognoso, farisaico per bypassare la norma costituzionale dell'articolo 32 che prevede che laddove si debba introdurre un obbligo, un trattamento sanitario obbligatorio, questo deve essere fatto con disposizione di legge. Ora, è vero che il legislatore per alcune categorie ha espressamente previsto l'obbligo vaccinale, e poi diremo due cose. Negli altri casi però ha bypassato la norma, cioè ha introdotto un obbligo surrettizio indirettamente, violando proprio la riserva di legge dell'articolo 32 della Costituzione. Quindi un legislatore che non si assume le proprie responsabilità nei confronti non solo del corpo elettorale, ma nei confronti dell'intera collettività sociale. E quindi la questione della certificazione verde pone questo problema, un problema molto serio, cioè di violazione della riserva di legge, di introduzione di un obbligo surrettizio, oltre che di compressione radicale, assoluta, di altri diritti costituzionalmente tutelati, uno per tutti, il diritto alla retribuzione. E sulla questione mi avvio verso la conclusione dell'obbligo vaccinale. Decreto 44/2021 per i sanitari, decreto legge numero 172 del 2021 per il personale amministrativo delle strutture sanitarie, per i docenti, per le forze dell'ordine, inclusa la polizia locale. Da ultimo il decreto legge numero 1 del 2022, del 5 gennaio, a partire dal 1 febbraio anche per il personale sanitario. Ora, per alcune categorie abbiamo visto che il legislatore d'urgenza ha espressamente introdotto l'obbligo. Cosa c'è da dire? Innanzitutto che questo obbligo non sembra rispondere al criterio di proporzionalità, cioè qual è il fine dell'obbligo? Quello di prevenire la diffusione del contagio, ma abbiamo visto che questi vaccini, e mi sembra un'evidenza scientifica molto chiara, che dovrebbe fare dubitare proprio della necessità dell'obbligo stesso, non sono in grado di prevenire la diffusione dell'agente virale SARS-CoV-2 e quindi viene meno la congruità del mezzo rispetto al fine, cioè il mezzo promette quello che non è in grado scientificamente di realizzare. Quindi questi vaccini non sono in grado di garantire un ambiente, tra virgolette, immunitario. Del resto ci sono alcune regioni che sono passate all'arancione, regioni gialle, si parla di aumento dei posti in terapia intensiva, insomma voglio dire, la situazione è comunque critica, DAD con 2 bambini positivi, quindi stiamo tornando a una situazione che non è poi molto diversa, molto lontana rispetto a quella dell'anno scorso. Sì, certo, sono cambiate le regole, ma è una situazione di forte attrito, di forte frizione e di non fermata dei contagi, perché il vaccino non va purtroppo in questa direzione, cioè non è congruo rispetto all'obiettivo che si prefigge, e questo è un problema. Dall'altra parte noi abbiamo dei vaccini che sono stati immessi sul mercato comunitario in via emergenziale. Ora, premesso che questi
questa è la prima volta in cui viene immesso sul mercato un farmaco per persone sane. Di solito i farmaci messi in via emergenziale servono per venire incontro a persone malate, soprattutto persone per le quali le aspettative di vita sono molto poche. Pensiamo purtroppo alle persone affette da tumori, affette da neoplasie. Ma al di là del cambio di paradigma, ma scusate, ma in presenza di dati sufficienti ma non completi, per alcuni vaccini si avranno nel 2023, per altri li avremo nel 2024, ma con quale coraggio il legislatore d'urgenza attraverso la decretazione legislativa impone un obbligo? Con quale coraggio? Ma davvero in presenza di dati non completi l'obbligo vaccinale rispetta la persona umana? Cioè non valica, dal mio punto di vista invece valica, quel limite che la stessa Costituzione all'articolo 32, comma secondo, pone come barriera invalicabile? Allora siamo davanti, tra l'altro non conosciamo gli effetti nel medio-lungo periodo, non conosciamo l'interazione del vaccino con altri farmaci, questo basta leggere il bugiardino, non lo dico io, quindi siamo davanti a una forzatura grave, pericolosa da parte del legislatore, il quale che cosa ha fatto? Ha assunto in maniera dogmatica un bene superiore, ritiene che sussista un bene superiore che viene declinato in un certo modo, certificazione verde, vaccinazione eccetera, tutti coloro che hanno legittimamente all'interno di una democrazia pluralista come deve essere quella delle democrazie occidentali, quindi come quella italiana, dubbi, domande, perplessità, viene bollato con un linguaggio neo-orwelliano che etichetta e che discrimina, Novax, no pass, con una violenza da parte di un certo tipo di stampa e anche da parte di rappresentanti politici, da parte dei ministri stessi, che è intollerabile, inaccettabile e vergognosa. Allora, la ragione a volte si presenta come follia, diceva Goethe. Bene, che cosa possiamo fare? Beh, innanzitutto dobbiamo recuperare la dimensione del volto, recuperare il fatto che siamo davanti a persone umane, a recuperare il senso di collettività, il senso di socialità, che questa normativa ha rotto, questa normativa ha comportato una gravissima frattura della coesione sociale. Questo è il primo punto, quindi dobbiamo fare uno sforzo antropologico, dobbiamo recuperare l'idea del volto indipendentemente dalle scelte legittime che uno ha fatto, primo punto. Secondo, da un punto di vista politico bisogna radunare il fronte del dissenso, che sia un fronte pacifico, democratico e che sia in grado di rispondere anche con delle proposte concrete, ad esempio attraverso la presentazione di un progetto di legge di iniziativa popolare che sia in grado di spronare il Parlamento, sia pure simbolicamente, anche se non ci sono i numeri, anche se il Parlamento non lo prenderà in considerazione, ma sproni il Parlamento a riappropriarsi dell'emergenza per un bilanciamento tra interesse collettivo della salute e gli altri diritti costituzionali più ragionevole, diversamente da quello che ha fatto il governo. Recuperare la dimensione dell'indirizzo politico. Oggi noi assistiamo alla medicalizzazione della politica. Creare una rete di solidarietà. Una rete di solidarietà che cosa vuol dire? Vuol dire creare delle forme alternative di sostegno per i lavoratori che non ce la fanno, che sono stati sospesi, che hanno il figlio da mandare a scuola, che hanno le rate del mutuo. Insomma, davvero applicare in concreto quella solidarietà che purtroppo il legislatore attraverso i suoi provvedimenti ha portato a rompere all'interno del tessuto sociale. Perché la Corte Costituzionale non si è attivata? La Corte Costituzionale non si è attivata perché al momento non è stata investita adeguatamente della questione. E purtroppo siamo davanti a delle norme valide, delle norme dal mio punto di vista profondamente ingiuste, ma purtroppo valide, quindi idonee a produrre i loro effetti giuridici fino a che l'organo costituzionale, il giudice delle leggi, non interviene. Quindi la Corte deve essere investita e deve essere investita bene delle questioni di costituzionalità. Al momento questo non è stato fatto. Poi sarà da discutere se il sistema è un sistema più o meno permeabile e su questo qualche dubbio c'è. Però al di là, indipendentemente dalla decisione della magistratura, eccetera, io credo che noi dobbiamo riscoprire davvero una dimensione di politica che non deve essere declinata in senso partitico. Politica è il bene della polis, il bene nostro, il bene dei volti che ci provocano, il bene veramente del nostro prossimo che c'è accanto. Possiamo farlo,
dobbiamo farlo e questa è la vera forma di riscatto nonostante 2 anni di compressione vergognosa di diritti e di doveri, prima da parte del governo Conte e oggi da parte del governo del tutti dentro guidato da Mario Draghi.